Quando si lavora per obiettivi diventa fondamentale capire quali sono le azioni prioritarie che devono essere svolte e soprattutto organizzare il proprio tempo per raggiungere gli obiettivi che sono stati posti. Ovviamente questo lavorare una modalità smart working ci dà la possibilità di gestire in maniera assolutamente più flessibile anche altri aspetti della nostra vita che non sono soltanto legati ovviamente al lavoro, e quindi la nostra famiglia, i nostri figli e ovviamente il nostro tempo libero. Quindi la modalità di lavoro smart è una modalità che non lavora per compiti, quindi non devo fare oggi questo, questo e questo, ma devo raggiungere degli obiettivi. Così lavorando per il raggiungimento degli obiettivi sicuramente riusciamo a gestire il nostro tempo di lavoro in modo più ottimizzato, quindi non sempre sono necessarie 8 ore, 10 ore per fare i compiti posti, ma lavorando per obiettivi possiamo massimizzare i nostri sforzi per appunto il raggiungimento degli stessi e dedicarci anche a altre cose che sono altrettanto importanti all'interno delle nostre vite.